ad un'altra politica in movimento che lascio la parola adesso, anche perché Valeria Fedeli verrà probabilmente ricordata come la donna al più alto grado di un Senato che riforma se stesso, che è meraviglioso poi alla fine come ruolo particolare, insomma, delle donne in movimento e del riformismo e del pensiero operante. Quindi vorrei che lei un po' ci illustrasse anche come questo Senato ha deciso di cambiare se stesso e un po' quella stessa Costituzione di cui anche Lina Merlin è stata, diciamo, una delle fautrici. Intanto grazie dell'invito, grazie alla senatrice Puppato che mi ha coinvolto, riesce sempre a coinvolgermi, a farmi, a proposito di donne in movimento, capite da soli quanto movimento faccio. Hanno la cittadinanza onoraria di Castelfranco, sì, perché abbiamo sempre solo Castelfranco. No, però la cosa... È vero che la seconda... io credo che sia una cosa importante la scelta che è stata fatta di mettere al centro una delle madri costituenti, e poi ci arrivo. Ma per arrivarci, così come poi arrivo alla risposta alla domanda che mi è stata chiesta, secondo me è importante diciamo, cogliere questo aspetto. In questo anno ci sono state molte iniziative, diciamo, collocate nel ricordare i 70 anni del voto, 70 anni del voto delle donne. Sono state tante di iniziative, partendo dal fatto che quest'anno in qualche modo in tanti hanno posto al centro di iniziative nei territori, ma anche appunto a livello istituzionale e nazionale, i 70 anni del voto delle donne. Allora, la prima cosa che voglio subito dire è che io sono tra quelle molto preoccupate che al 1° gennaio del 2017 non se lo ricorda più nessuno. E allora c'è un punto che voglio dichiarare subito qua in generale. Dimenticarsi che noi oltre ai padri abbiamo le madri costituenti significa esattamente non dare valore a 21 donne elette alla Costituente e a 5 donne, ma anche con le altre nel dibattito parlamentare, che nonostante l'Assemblea Costituente fosse di 500 rotti, ma diciamo in tutto, quindi pensate quanti uomini, hanno avuto queste 3 caratteristiche. La prima è stata quella di portare istanze anche dei propri partiti con cui erano state elette, compresa Lina Merlin, ma mai di dimenticare, guardate, questa è la prima lezione, mai dimenticare che portavano una rappresentanza differente di genere dentro le istituzioni, cioè della condizione delle donne italiane in quella fase. Guardate, questo è un punto decisivo, è un punto per esempio che a me fa dire, non so se lo accennavi tu o qualcuno prima, io la cito perché è una frase della Bachelet che a me convince, ma insomma perché è esemplificativa, benché fossero 21 e poi 5 quelle che hanno combattuto di più nella commissione del 75, se una donna entra in politica viene cambiata dalla politica. Se invece tante donne entrano in politica o donne che si relazionano e si danno reciproca forza, cambiano la politica. Questo è il primo, diciamo, punto di quelle madri costituenti, perché è stata la loro capacità anche di relazione fra di loro, pur appartenendo a culture e a storie diverse, perché esattamente hanno immesso anche quelle parole su cui poi arrivo, compresa quella di Lina Merlin. La seconda cosa è che però nei libri di storia, così come nell'insegnamento che viene dato nelle scuole, non c'è la storia della nostra Costituzione, non c'è né quella dei padri costituenti né quella delle madri costituenti. Lo dico perché una nostra attività, e qui la intreccio con l'attualità, una nostra attività che abbiamo subito, diciamo così, attivato, secondo me anche con una logica per chi aveva presente le madri costituenti, in questa legislatura è stata quella di presentare o disegni di legge o mozioni esattamente chiedendo la firma in Senato, cosa che fa il Senato,
meno lo fa la Camera, lo dico non per orgoglio politico, ma probabilmente per caratteristiche di presenza politica e di culture politiche al Senato. Esattamente, noi chiediamo sempre le firme non soltanto del nostro partito, della nostra parte, ma di tutte. E infatti noi abbiamo depositato, siamo ancora in attesa che ci risponda la Ministra della Pubblica Istruzione, spero lo faccia entro l'anno, una mozione che dice che bisogna inserire nei libri di testo lo studio della Costituzione, esattamente per conoscere le madri e i padri della Costituzione. Guardate, questo è veramente un punto fondamentale, perché se si studia la storia si scopre anche che le ragioni per le quali quelle donne che ci hanno aperto, oltre ad averci dato delle cose importanti, ma che ci hanno aperto la strada insieme agli uomini alla libertà, avevano partecipato esattamente alle lotte precedenti, compreso, lo ricordava adesso Laura, anche alla resistenza, alle lotte di liberazione. E quindi, guardate, anche il diritto attivo e passivo al voto non gli è stato regalato. Io invito sempre le giovani soprattutto a leggersi il dibattito parlamentare e lo scarto che c'è stato tra il 45 e il 46 per ottenere il diritto di voto sia attivo che passivo, perché una prima diciamo così, legge dava solo il voto, nel senso che tu potevi andare a votare ma non essere eletta. Lo dico perché sembra che siano passati diciamo così secoli, in realtà quel dibattito c'è stato ed era un dibattito che trasversalmente nei diversi partiti tutti voleva impedire la piena cittadinanza, quindi i diritti politici di cittadinanza. E tu sai, non hai un diritto, non sei cittadina a pieno titolo se non partecipi in modo attivo e passivo a questo. Quella forza di quelle donne è stata, diciamo, anche un elemento che le ha molto unite, cioè ti unisce obiettivi comuni, culture differenti, ma obiettivi comuni di che cosa? Di rappresentanza delle donne, di quella fase storica, di quella fase politica. Io lo considero, lo dicevo anche l'altro giorno, intervenendo alla Camera ricordando esattamente i 70 anni del voto delle donne, lo dicevo perché questo è il punto politico anche di questa legislatura, su cui poi arrivo, che secondo me è e deriva da quegli insegnamenti. Per stare alle questioni di merito, l'altra cosa, qui si ricorda, poi lo dico dal mio punto di vista, una cosa che non si dice di Lina Merlin, mi spiace ma non si dice in questo modo, io invece dall'inizio di quest'anno lo vado dicendo ovunque, quelle donne hanno determinato la scrittura degli articoli della Costituzione più moderni, più di principio, più programmatici, più di uguaglianza. Guardate, senza quelle donne, nei diversi articoli che sono stati citati, compreso il 51, a partire dall'articolo 3 esatto, guardate, sono quelli che hanno definito la prima parte della nostra Costituzione esattamente sui principi fondamentali che ovviamente noi intendiamo applicare e non modificare, anche cambiando la strumentazione. Cosa non si dice dell'articolo 3 della Costituzione, che una come me per storia e per cultura considera questa, poi ciascuno ha le sue, diciamo, culture politiche o sensibilità politiche, io lo considero l'articolo più importante della nostra Costituzione. Per me quello è il manifesto programmatico, ma anche conoscere la storia di quell'articolo 3 ti aiuta di più. L'articolo 3, come tanti altri articoli, ma l'articolo 3 è la sintesi delle tre culture fondamentali uscite dalla Resistenza, che hanno costruito la mediazione politica che ha, diciamo così, attraversato tutta la Costituzione. Ma lì è un manifesto. Perché è un manifesto? Nella prima parte, il primo comma, non a caso poi lei interviene e dico in che modo, il primo comma dell'articolo 3 è figlio della cultura liberal socialista, tant'è che molti esponenti del Partito Socialista e del Partito Liberale, anche se ne avevano accolto, diciamo, non in numero maggiore, ma sono stati determinanti esattamente per portare dentro al primo comma dell'articolo 3 la cultura del nessuno deve essere discriminato, seguitemi su, in base alle cose che anche Lina Merlin diceva. Guardate che Lina Merlin, aver detto che c'è la discriminazione di sesso,
e nessuno dice che l'ha messo come prima discriminazione. Sapete perché la più straordinaria modernità? Perché la discriminazione in base al sesso attraversa tutte le altre discriminazioni. Questo è il punto fondamentale di cultura politica, di politica, che è l'errore invece che poi storicamente, anche nella cultura italiana, non nella cultura internazionale, anche se anche lì parlo ovviamente dei paesi democratici occidentali, non parlo certo dei paesi e dei regimi totalitari, è per esempio una delle espressioni che non bisognerebbe mai usare e mai scrivere quando si dice che i deboli sono le donne, i diversamente abili, i poveri. Questo è stato, da un punto di vista poi dell'attuazione di cultura, una regressione enorme. Mentre invece aver scelto di mettere nella prima parte, nel primo comma dell'articolo 3, senza distinzione di sesso e poi arriva di razza, di religione, di opinione politica, è una collocazione politica fondamentale. Questo noi lo dobbiamo ad una cultura umanista, socialista, liberale, diciamo così, non femminista, ma esattamente, io lo voglio sottolineare questa cosa, esattamente perché di cultura, diciamo, che derivava anche da storie, da culture anche di fine dell'Ottocento, che però esattamente sul terreno della disuguaglianza sapeva attraversare le diverse situazioni, non dimenticando mai che quando tu affronti anche le altre discriminazioni, diseguaglianze, la differenza anche nella povertà la fa se sei donna o se sei uomo, nell'opinione politica se sei donna o se sei uomo, nelle religioni se sei uomo o se sei donna. Non apro il capitolo perché sennò dovremmo stare ore qui. Però guardate, questa è la straordinaria modernità, così come nel secondo comma, che è figlio di una mediazione tra culture socialiste e comuniste, cioè comunitarie e cattolico-sociali, laddove si dice però che c'è una responsabilità dello Stato per rimuovere tutti gli ostacoli che di fatto, e la parola di fatto, non a caso, guardate, non a caso l'ha messa un'altra giovanissima donna, la più giovane della Costituente, che è Teresa Mattei, che dice di fatto, no? Perché guardate, anche qui c'è io mi ci appassiono perché secondo me è il manifesto programmatico di qualunque cultura, diciamo, che vuole innovare, cambiare, riformista nel senso vero, ma con la capacità di avere l'obiettivo, l'ideale e di costruire man mano le cose. Di fatto è non accontentarsi del primo comma che dichiara i principi generali, ma ti prendi invece come Stato, quindi come comunità, la responsabilità di rimuovere l'ostacolo. Guardate che attraverso quello che poi alla fine si sono fatte e sviluppate le leggi successive, che hanno e sono intervenute per rimuovere le possibili, anzi le tante disuguaglianze che c'erano, tutte le leggi che si sono fatte successivamente dal punto di vista del riconoscimento della parità salariale, parità nel contratto, la tutela della maternità, per esempio, e così via, no? Era tutto pensato esattamente per rimuovere tutto questo, per fino ad arrivare al divorzio, la maternità libera e consapevole, che non c'entra niente, mi spiace dirlo, non c'entra niente col Fertili Day, che invece io lo considero una posizione reazionaria sulle donne, perché in questo caso ti ricolloca in una funzione che nemmeno le costituenti, con i costituenti in quegli anni discutevano allo stesso modo. No, lo dico perché invece, e tra l'altro apro una parentesi, va persino in contraddizione con quello che questo governo e questo Parlamento ha cominciato a fare esattamente per superare la discriminazione più profonda che ancora vive in questa società le donne, che è esattamente il tema della maternità in rapporto ovviamente al lavoro, alla cittadinanza e così via, ma anche questo. In questo senso la figura di Lina Merlin è importante, perché la sua originalità, che invece è quella, diciamo, nella vulgata, l'avete già detto, tutti la considerano e se la ricordano esattamente solo sulla questione delle case chiuse. Vi dico una cosa che è stata molto imbarazzante, non so se l'ha avuta anche Laura e se l'avete avuta anche voi sui social oggi, ovviamente io come sempre metto dove vado, vi risparmio
la parte violenta dei social, che però bisogna sapere che c'è, quando mi scrivono e mi dicono beh, finalmente se parlate di Lina Merlin almeno abbiate il coraggio di riaprire le case chiuse, no, per dire, no, beh, no, diciamo così, per dire, esatto. Mentre io tengo molto, e credo che qui stasera noi stiamo facendo una cosa molto importante, che è quella di far rivivere la parte più forte, più autentica, secondo me, anche l'altra ovviamente adesso, perché tutelare la dignità delle donne è lo stesso filone, no? Ovviamente, però da un punto di vista dei principi, guardate, aver inserito come prima discriminazione quella di sesso è secondo me una cosa straordinaria, non se ne discute però così, lo dico con grande onestà, tant'è che continuiamo ad avere documenti italiani, meno quelli internazionali, in cui invece no, bisogna fare tutte le cose in fila e le donne sono una categoria. Le donne non sono una categoria, abbiamo due generi e quindi ci attraversa sul tutto. Su questo io raccolgo subito l'invito che ha fatto Pia Locatelli. Anch'io penso che noi a ottobre dell'anno prossimo, e queste non sono cose che si inventano, diciamo così, bisogna saperle costruire, io credo che sia giusto avere un momento politico importante, istituzionale, congiunto. Secondo me lo dobbiamo fare al Senato, visto che il tema è la senatrice, ma bisogna farlo insieme, Camera e Senato, perché nella mia logica, come nella logica delle donne costituenti, diciamo, era quello di stare insieme e quindi di fare tutte le iniziative più forti insieme. Io sono per prendercelo questo impegno, poi se questo corrisponde anche ad una scelta di dare anche una visibilità dentro ai palazzi di Palazzo Madama, qui Laura lo sa, io rimango convinta che dentro Palazzo Madama dobbiamo convincere, e ce la faremo, a convincere Grasso e il Consiglio di Presidenza a mettere nei posti giusti le donne, esattamente seguendo la storia e quindi seguendo i loro contributi, perché anche questo è un elemento che tu lasci, anche se il Senato diventerà il Senato delle autonomie, cosa che ovviamente io mi auguro. Qual è un punto di continuità? Allora, intanto la domanda più facile è: secondo me abbiamo fatto una cosa straordinaria, nessuno ci era mai riuscito a convincere le senatrici e i senatori a rottamare se stessi in nome del bene comune e del bene dell'Italia, per cui secondo me a ogni senatrice e senatore bisognerebbe dire grazie. Poi non è vero che tutti pensano che sia giusto, ovviamente, no? Nel senso che qualcuno comincia a dire ma io che fine faccio? Però lo considero una cosa importante. Quello che io ho visto è effettivamente, soprattutto nella prima fase della discussione della riforma, della seconda parte della Costituzione, una grande convinzione. E qui dico tre cose. La prima: se vogliamo attuare i principi della prima parte della Costituzione, tu devi modificare la seconda, cioè la struttura dello Stato. Lo diceva già Laura, non lo riprendo su quei punti, io lo riprendo sul nostro terreno, diciamo, di filone di continuità con le madri costituenti. Guardate, questa legislatura, che ha visto per la prima volta il 30% di rappresentanza di donne dentro la Camera e dentro il Senato, secondo me, anche qui se ne discute poco, però ha fatto una cosa molto importante. La prima: non a caso siamo state in Europa il primo paese che ha ratificato la Convenzione di Istanbul. Ve la dico, forse con qualcuno ce lo siamo detti in quella infuocata assemblea sul gender, che non esiste ovviamente, però guardate che leggerla significa dire che ogni discriminazione, in questo senso io lo considero un'attuazione seria dell'articolo 3 della Costituzione, ogni discriminazione, ogni violenza verso le donne è una violazione dei diritti umani, quindi c'è un'implementazione in questa legge molto forte, è figlia di questa cultura. Lo dico perché anche per le storiche o le giornaliste che fanno questa ricerca, il sapere anche collegare e completare alcune cose sono importanti, ma questa legislatura, sempre grazie alle madri costituenti che avevano già introdotto dei principi, hanno fatto l'operazione sulle unioni civili, che non a caso nel primo incipit della legge si dice in base all'articolo 2 per distinguerlo dal matrimonio.
quindi unioni civili. Ma guardate, anche questo se ne discute poco, c'è scritto in base all'articolo 2 per la fattispecie di unione, ma in base all'articolo 3 abbiamo inserito nell'INCI, anche questo non si dice, cioè il superamento della discriminazione in base alla condizione sociale. Anche questo, se non ci fosse stato questo articolo, noi avremmo avuto un diverso aggancio, avremmo dovuto probabilmente soltanto cioè, fare delle cose con più difficoltà, perché non avevamo degli agganci costituzionali. Ma noi in questa legislatura abbiamo fatto una cosa che è una delle ragioni, io la chiamo così, per cui chiamo al sì al referendum davvero tutte le donne, tutti gli uomini che vogliono una società inclusiva e meno discriminatoria, a proposito anche di chi sostiene il comitato di Lina Merlin. Il primo voto, e non è stata una cosa facile, che abbiamo fatto in Senato appena è arrivati in aula la riforma della seconda parte della Costituzione, è stato l'articolo 55, che è il primo articolo che si cambia della seconda parte della Costituzione, dove abbiamo scritto, ed è stata una battaglia trasversale, non facile, che d'ora in avanti costituzionalmente prevista, perché non bastava, ci hanno provato a dirci che bastava l'articolo 51, ma la prova dei fatti l'articolo 51 non ci aveva mai consentito di avere nel Parlamento nazionale, per tutti i partiti, per tutte le rappresentanze che si misurano con le elezioni, l'equilibrio tra donne e uomini. Aver scritto nell'articolo 55, se passa la riforma, che non può nessuna assemblea rappresentativa non vedere l'equilibrio tra donne e uomini, guardate, è un punto di straordinaria continuità costituzionale, esattamente figlia di quei valori, di quei principi che qui stiamo discutendo stasera. Poi anche con l'articolo 122, sempre della riforma costituzionale, in cui si dicono anche lì i criteri per l'elezione futura dei consigli regionali, che è l'altro buco che c'è. Guardate, questo è un punto importante. Anche qui, come per l'insieme delle madri costituenti, oltre che per Lina Merlin, non si discute quale contributo è stato dato, e quindi in qualche modo non diamo nemmeno valore anche a questi aspetti, anche rispetto alla riforma costituzionale. Io penso che questo sia un elemento importante, che va a completare che cosa? Va a completare le 3 leggi sull'estensione della rappresentatività democratica che abbiamo fatto in questa legislatura. La legge per l'elezione dei parlamentari europei, dove abbiamo introdotto le norme antidiscriminatorie e la doppia preferenza di genere, l'Italicum, che si può, lo dico qua, discutiamo, cambiamo, se non va bene, non è quello il punto, ma nessuno che dice di tutti quelli che vogliono cambiare l'Italicum oggi, fermo restando la norma antidiscriminatoria, che a quel punto ti porta ad avere nel Parlamento nazionale esattamente l'equilibrio senza discriminare in base al sesso. Almeno questo diciamolo, cambiamo tutto quello che serve cambiare, ma l'abbiamo messa. Così come terza legge che abbiamo fatto, non a caso, abbiamo fatto già la legge esattamente per avere anche lì la norma antidiscriminatoria e la doppia preferenza di genere a secondo del modello di legge elettorale che si deciderà di avere per quanto riguarda l'elezione dei consigli regionali, perché poi sono il pezzo che ti porta alla rappresentanza delle istituzioni territoriali dentro al nuovo Senato della Repubblica. Guardate, anche questo è uno degli elementi che va fatto vivere a proposito del rapporto tra ieri, oggi e domani, perché semplicemente la cultura politica e i principi politici sono stati quelli che queste donne e gli uomini che ci hanno sostenuto in questa battaglia hanno portato in questa legislatura di estendere l'ingresso, cioè, come diceva Lina Merlin in una delle sue frasi su questo straordinario libro che hai fatto, La senatrice, dove diceva che la tua responsabilità, l'etica del tuo comportamento è quello esattamente di essere lì, di pensare a chi è fuori di lì e di dare lo spazio a chi è fuori di lì. Se tu assumi il fatto che per superare molte delle difficoltà di questo paese la non condivisione nella responsabilità pubblica tra donne e uomini è un gap, così come lo è nel lavoro, il fatto che noi abbiamo operato per allargare
l'equilibrio della rappresentanza, quindi della condivisione delle responsabilità politiche, guardate, è un punto di continuità, secondo me, con la cultura e la lotta che loro hanno fatto. È sottovalutato anche oggi, perché, e arrivo e chiudo, noi c'è un tema che non possiamo, diciamo così, ignorare. Noi abbiamo fatto questa battaglia che spero che venga confermata con il sì al 27, quello che sarà di novembre sul referendum, perché conta molto la cultura della condivisione, non della io rivendico, ma noi dobbiamo condividere le responsabilità pubbliche, così come condividiamo le responsabilità personali. Ma perché c'è il tema per cui invece noi, nonostante i principi fondamentali della prima parte della Costituzione, continuiamo ad essere il paese in cui le donne vengono discriminate sul lavoro? Guardate che essere discriminati sul lavoro, dopo di noi in Italia non c'è più nemmeno la Cipro, cos'era? Adesso abbiamo solo la Grecia e la Macedonia che è dopo di noi, va bene, per tasso di occupazione. Dentro a questo, guardate, c'è, io lo chiamo così, la maggiore distanza tra i principi che le madri costituenti hanno messo dentro. Elena Merlin non a caso faceva l'operazione anche sul lavoro, sul diritto di sciopero, cioè sul rapporto sociale, ma sul lavoro. Perché? Perché il lavoro, come tutti noi sappiamo, è l'elemento fondativo dell'autonomia, della libertà, dell'indipendenza di ciascuno, a maggior ragione per le donne, per scegliere esattamente i propri progetti di vita. Noi siamo un paese su questo arretrato, e lo siamo perché diciamo negli anni si è andato formando la più violenta, io la chiamo così, discriminazione verso le donne, perché le donne sono potenzialmente madri, peccato che non vengono messe nella condizione concreta, direbbe la Merlin, concreta, di non dover scegliere tra fare un figlio e lavoro. Noi abbiamo fatto molto anche su questo, non tutto, con la questione delle dimissioni in bianco, però ve lo dico, c'è ancora una cultura molto diffusa su questo, per la quale a noi continuano ad arrivarci le mail in cui ancora oggi, nonostante quella legge che abbiamo fatto, il decreto attuativo del Jobs Act, alle ragazze viene chiesto quando vanno a fare i colloqui di lavoro se intendono fare figli, se hanno già figli. Guardate, c'è una lettera che non so se voi avete letto, che è arrivata a maggio sul mio tavolo, ma poi è stata messa anche sull'Huffington Post, di una donna, ragazza di 38 anni, che in un colloquio di lavoro ha dovuto negare di essere madre e quindi di dire che non aveva 2 figli. Cioè, cos'è che c'è di più violento di questo? Per dire che questo elemento è uno degli elementi più profondi su cui noi dobbiamo ancora andare avanti. Siamo forti di quei principi, ma guardate, io penso che senza una rappresentatività con gli equilibri di rappresentanza, ma senza anche una cultura di rappresentanza che mette al centro l'effettivo superamento della discriminazione tra donne e uomini, noi non ce la possiamo fare. E qui c'è la grande distinzione, chiudo, tra avere i principi, come faceva e diceva Lina Merlin e altre madri costituenti, e la pratica. Noi non possiamo accontentarci dei principi, noi dobbiamo continuare ad avere quella visione, secondo me, di umanesimo socialista nel senso proprio dei valori progressivi, e però sapere, come diceva Laura, che fino a quando quel cambiamento non è avvenuto noi non possiamo accontentarci di principi scritti. Meglio avere i principi scritti che non averli, perché sennò non riesce ad attuare le leggi. Ma guardate, c'è un'incrostazione profonda su questo terreno, che nonostante tutto è una delle ragioni per le quali non si parla di qual è stato il contributo delle madri costituenti. Ecco perché portare in Senato nel merito non solo generativo, ma conoscitivo e di assunzione di responsabilità sul fatto che dove ancora c'è una distanza, dove ancora c'è una distanza così profonda, che poi è sull'essenza della discriminazione per sesso, noi dobbiamo fare in modo che su questo impegno ci siamo tutti. In questo c'ha un valore il comitato.
Cioè il comitato non è solo celebrativo, perché se fosse solo celebrativo ne abbiamo fatte, no? Lo possiamo fare su questo, si è fatta su altre madri costituenti. Invece la forza della discussione, secondo me, e del confronto anche qui stasera è esattamente questo: conoscere, guardare a che punto siamo arrivati e decidere insieme, passo dopo passo, come affrontare ancora la discriminazione di sesso, che è la prima discriminazione che attraversa il lavoro e tutte le altre questioni. Grazie. Prendo questo. Grazie mille a Valeria Fedeli, grazie a tutte e quattro queste donne che sono intervenute.